Buongiorno a tutti. Oggi inizieremo una piccola serie di video sulla immigrazione del re. Ma di solito coloro che emigrano sono i ceti meno abbienti, che emigrano da qualche altra parte in cerca di migliori prospettive. Qui è il re che emigra. Come può essere che il re emigra? Che il re emigri? Addirittura il re di un campione del mondo, perché questa manovra è stata inventata da Tigran Petrosyan. Com'è possibile che in questa posizione il campione del mondo Tigran Petrosyan, l'ex campione del mondo Tigran Petrosyan, abbia giocato re F1 con l'idea di giocare re 1, re di 1, torre C2, re C1, re B1, con un re che emigra sull'ala di donna? Com'è possibile tutto questo? Follia? Un piano, forse Petrosyan si era svegliato male quel giorno? Niente affatto. Una concezione strategica, un piano piuttosto raro, ma che a volte può essere strepitoso e c'è anche appunto in alcune partite moderne. Appunto il piano della cosiddetta migrazione del re nell'altra ala della scacchiera. Ma partiamo dal principio. C'era una volta il 1960, siamo nel 1960 in un match tra l'Unione Sovietica e la Germania, ovvero la Germania dell'Est, che era un paese satellite appunto dell'Unione Sovietica. Petrosyan giocava contro Wolfgang Unziker, fortissimo giocatore tedesco dell'epoca. Entrambi giocavano a squadre per rappresentare i loro paesi. Petrosyan gioca a D4. Unziker gioca a cavallo F6, Petrosyan sviluppa il suo cavallo, E6, alfiere G5, sviluppando l'alfiere e inchiodando il cavallo. D5, C4, trasponendo in un gambetto di donna rifiutato. Evidentemente Petrosyan voleva essere alla moda, no? Aveva avuto la previsione che un giorno sarebbe uscita la serie sul gambetto di donna, Queen's Gambit, e quindi si anticipa i tempi. No, comunque il gambetto di donna è sempre stata una grande apertura anche molto tempo fa. Il nero gioca C6, bianco gioca donna C2 per difendere C4, perché non si sa mai che un giorno il nero decida di catturare in C4 e tenersi il pedone. Piede 7 e 3, arrocco cavallo C3. Che vediamo che il nero ha un po' più di sviluppo, ma la posizione è chiusa, il bianco un po' più di spazio, il pedone in C6 toglie una casa di sviluppo naturale al cavallo, il pedone in E6 chiude l'alfiere e gli toglie possibilità di sviluppo, quindi il nero deve lottare per la parità. Il nero ha giocato H6, creando un buco per il re, evitando, non ora, ma in un futuro, possibili matti del corridoio in H7, appunto attaccando l'alfiere bianco, l'alfiere va in F4, e a questo punto l'avversario Wolfgang gioca cavallo BD7. Ecco, a questo punto Petrosyan gioca C per D5. Ok, a questo punto diciamo che cavallo per D5 permette alfiere G3 e il bianco a più centro, il peone di 4 da più centro, questo è un vantaggio, un piccolo vantaggio standard per il bianco. E per D5 la cosiddetta struttura Karlsblad, che si considerava soprattutto, probabilmente lo è, leggermente migliore per il bianco. Diciamo che uno dei piani più tipici per il bianco è, non so, sviluppare l'alfiere, arroccare, poi giocare, spingere il pedone per approcciare la catena di pedoni neri e creare appunto delle debolezze, il cosiddetto attacco di minoranza che era molto in voga soprattutto nel 1900 tra questi forti giocatori classici. Quindi questo appunto è uno dei piani più forti contro la struttura Karsblad che si origina con E per D5. L'avversario di Petrosyan ha giocato C per D5 optando per una struttura simmetrica in cui però è chiara, diciamo, la passività dell'alfiere in shot, che fa fatica ad attivarsi. Petrosyan gioca alfiere D3, nero gioca A6, bianco gioca a rocco, nero gioca a questo punto B5, no, chiedo scusa, B5, per giocare, far uscire l'alfiere in B7. Se B6 era un'alternativa, in questo caso magari il bianco può manovrare con il cavallo, che ha pressione su B6, poi l'alfiere può andare in C7, il nero appunto potrebbe essere nei guai, su cavallo E8, torre C1, c'è già una certa pressione, cavallo E5, c'è una certa pressione. Ok, il nero ha giocato B5, qua cosa gioca il bianco? Il bianco gioca A4, perché A4? Perché
In caso di b per a4, che il bianco può riprendere anche con il cavallo potrà ambire a questa casella in un futuro, si minaccia alfiere c7, il pedone in a6 può essere un obiettivo d'attacco in futuro perché sulla colonna A il pedone in a6 è più debole del pedone in b2. Quindi il nero decide di, per evitare che sia il bianco a prendere in b5, il nero gioca a b4 attaccando il cavallo. A questo punto dove ritirare il cavallo di Petrosian? Petrosian qua gioca una bellissima strategia e qua non è tanto da scegliere la casella in cui andare ora, ma la casella in cui il cavallo andrà. Petrosian gioca cavallo a 2, con che idea? Con l'idea di piazzarlo in b3, dove bloccherà il pedone B. A volte il cavallo potrà supportare il pedone in A5 per dividere questi due pedoni e attaccarli. Se nero gioca A5 per consolidare la struttura, il cavallo da B3 starà attaccando A5, quindi il cavallo in B3 sarà molto fruttuoso e davvero creerà una forte pressione nell'ala di donna. Oltretutto, il cavallo sta anche attaccando il pedone in B4. Per esempio, se il nero gioca alfiere B7, allora ha alfiere C7 e su donna ovunque, alfiere A5, ora come si fa a difendere il pedone in B4? Il nero già lo perde perché non ha abbastanza difensori. Quindi il nero davvero è già in difficoltà. Il nero ha giocato cavallo E8, il bianco ha manovrato. A questo punto il nero ha giocato A5 perché appunto vuole prevenire che sia il bianco a spingere in A4, in A5, dopodiché questo pedone sarebbe isolato. Il nero gioca A5, dopodiché cavallo B3 crea pressione appunto su questo pedone. Il nero gioca alfiere A6 per cambiare l'alfiere cattivo. Il bianco okay, lo lascia cambiare, attacca la torre in A6, la donna, nero sposta la torre, torre sulla colonna aperta, questa mossa non può essere male. Nero gioca a cavallo di 6. Ecco, a questo punto sento spesso dire che i cavalli e che gli alfieri sono un po' meglio dei cavalli, ma non è sempre così. Diciamo che, come sempre, dipende dalla posizione. Più la posizione è chiusa, più i cavalli tendono a essere forti rispetto agli alfieri, no? Che sono sempre più forti, ma se la posizione è chiusa è più probabile che i cavalli siano lievemente superiori all'alfiere. Questa posizione è chiusa, sto cavallo si sta dirigendo verso forti caselle, quindi Petrosian sceglie saggiamente di cambiarlo e poi di penetrare lungo la colonna. A questo punto cavallo B8 per cercare di far uscire la torre, torre C2, cavallo D7, torre C1. Nero gioca cavallo B6, donna B5, ora il pedone in A5 sotto attacco, si vuole tornare in C6 con la torre. Nero gioca cavallo C4, cavallo D2, cambiando l'altro cavallo, cavallo per D2, torre per D2, donna 8, torre C2. Ora il bianco ha migliori prospettive perché? Perché c'è una certa pressione contro A5, vedete il cavallo di Petrosian, e c'è anche la colonna C che è nelle mani del bianco, e la donna che è un po' più attiva. Il nero gioca torre D8, torre C6, nero gioca G6, per espandersi un po', G3, gioca il bianco, re G7 e arriviamo alla nostra posizione. Che il bianco sta meglio, ma non è facile creare un piano. Tutti i pezzi neri sono passivi, però per ora A5 è difeso e non sembra esserci un modo chiaro per sfondare per il bianco. Allora il bianco pensa, perché non trasferire? Tanto il nero non può fare nulla, il nero ha i pezzi totalmente passivi, perché non prendersi del tempo per trasferire i pezzi, il re nell'ala di donna e poi creare, una volta che il re bianco sarà al sicuro da qualche parte, questi settori, si potrà lanciare un attacco pedonale da questa parte, un piano secondo me davvero magnifico. Re F1. Il re deve sgomberare perché qua in questo caso sarebbe pericoloso lanciare un attacco con H4, G4, G5, H5 perché in questo caso, in altri casi, allora negli arrocchi contrapposti nella maggior parte dei casi si possono tirare i pedoni contro il re avversario. A volte anche con i re, anche possiamo lanciare i pedoni anche dove c'è il nostro stesso re, ma è qualcosa di più raro, dove abbiamo già una maggioranza di pezzi sull'ala di re. Qua non ce l'abbiamo, quindi prima di intraprendere queste azioni re F1. Ora è chiaro che il nero non può fare la stessa cosa, perché se il re nero scappa da questa parte, appunto finisce con attacchi a raggi X, finisce loro per stare male. Quindi nero aspetta, il bianco gioca H4, nero gioca H5 per evitare H5 un giorno,
H4 e H5 non sono ancora mosse compromettenti, sono mosse standard perché la catena di pedoni è molto solida, tutti i pedoni si difendono reciprocamente. Il bianco muove la torre, liberando la casa in C1 per il re. Il nero non ha ancora capito la forza del piano e continua ad aspettare, ma d'altronde non è che ci fosse molto da fare. Il bianco gioca re 1, re G8, re D1. Vedete la migrazione del re, che con calma va in B1. Qualcosa di raro, ma spesso può accadere. E ora il nero aspetta, re C1, re G8, re B1, re H7, a questo punto donne 2. Ora l'idea è iniziare a rompere con G4. Ora Wolfgang Unziker giocò donna B7 qua, una mossa forse un po' passiva, il bianco inizia a rompere con... no, il bianco aspetta, sì, anche perché a Petrosian gli piaceva, ad alcuni giocatori molto posizionali come Petrosian così, gli piaceva vincere con calma, il bianco le mette la torre in C1, per fare magari G4 dopo, per no... ma penso che G4 subito era devastante. Se nero non fa nulla prendiamo noi, se nero prende giochiamo questa, vogliamo fare H5, rompere dove c'è il suo re eventualmente, poi possiamo portare la torre in un secondo momento, se lui giocare H6 giochiamo così e poi rompiamo comunque, apriamo tutte le colonne, una posizione così sarebbe davvero disastrosa per il nero, che qua il nero perde subito, ma che l'abbiamo già fatto giocare male, ma questa posizione davvero è pessima, è estremamente difficile perché H5 è tremenda. Ma il bianco ha giocato torre C1, il nero ha giocato re G7 e qua Petrosian non ha per nulla fretta perché gli piaceva vincere in molte mosse. Qua offre il cambio delle donne perché lui sa di stare meglio anche nel finale, sa che su donna per a per ha un forte pedone passato. Ok, questo pedone bisogna anche calcolare che non sia debole, ma in questo caso è forte e il pedone in A5 è anche debole. Ora, se nero gioca, non so, A4, B6 intermedia, torre B7, cavallo A5, poi B7, torre C8 e non so, poi si prende, torre C8 e qua il bianco vince. Sì, quindi questo finale non avrebbe lasciato speranze al nero. Il nero ha giocato donna A8, il bianco gioca F4, il nero, non so, forse poteva... So bene cosa poteva provare il nero forse poteva provare a bloccare tutto, ma allora questo pedone diventa debole, si può magari raddoppiare per creare pressione su di 6 e 6 e il nero se la passerà male. Il nero ha continuato ad aspettare, donna E2, con l'idea di spingere in G4, forse in G4, non in G5. Nero gioca donna B7, G4 finalmente. Vogliamo prendere in H5 con esiti distruttivi. Su re H6 stavo pensando potremmo prendere, e qua potremmo azzardarci a giocare torre G1, perché no? Su donna per C6, torre G5, qua non ci sono difensori a proteggere il sovrano nemico che cade appunto nelle mani dei pezzi bianchi in modo imparabile. Qua è stato utile avere spostato il re in B1 dove è difficilmente attaccabile. Nero gioca H per G4, donna per G4. Di nuovo avere un re in G1 sarebbe stato scomodo, ora potremmo giocare H5, la torre sarà libera per intervenire nel miglior momento. Nero gioca donna E7, H5, qua inizia l'attacco di Petrosian. Donna F6, ora il nero magari vuole cambiare le donne con scacco. Su H per G6, dopo donna per G6 nero starebbe peggio, ma sopravvive perché cambia le donne, quindi re A2. Nero giocare G7, H per G6. Donna per G6, ora chiaramente Petrosian mantiene le donne. Su torre si attacca anche la torre in D8. Su torre H8 potrebbe seguire donna F2, ora non so, il nero mi sembra in guai gravissimi. Ora c'è la doppia minaccia appunto di catturare l'alfiere, di mettere la torre in G1 con infilata, con inchiodatura della donna. Il nero ha giocato alfiere 7, donna F2, si minaccia torre G1, re F8. A questo punto Petrosian, che non ha la minima fretta, inizia il gioco manovrato. Gioca cavallo D2, fa credere all'avversario che magari vuole mettere il cavallo in E5, che sarebbe molto forte. Torre B7, cavallo B3, si attacca a questo pedone. Nero torna indietro, quindi è una strategia appunto della scuola sovietica. Petrosian fa capire all'avversario che se vuole può ripetere, ma se vuole può cambiare. Quindi donna H2,
Donna H2 è una mossa, è un'idea molto forte, a volte minaccia di entrare in H8, oppure prima si vuole giocare donna torre G1 probabilmente e donna H8, per esempio se nero aspetta torre G1, donna via, donna H8 e si vince. Su donna F6, donna H7 ci sono notevoli minacce. Il nero ha giocato alfiere F6, su alfiere di 6 si può vincere con un bellissimo sacrificio, torre per F5, attacco simultaneo, e per F5 cattura il pedone che attacca la donna e collega la... ma qua si vince con torre C8 scacco, Re 7, donna H8, qua ci sono minacce imparabili, per esempio, non so, si vuole aggredire il re nero, mosse come, non so, donna F8, su torre di 7, donna E8, donna E5, donna G3, re F6, donna H4, su re G7 matto, su re E6, torre C6, fallo C5 e matto. Il re non può andare da nessuna parte. Ok, questa è una variante complessa, ma è solo una variante esemplificativa per far vedere una combinazione. Non era necessario giocare così per vincere. Il bianco poteva giocare anche più tranquillo, torre G1 con un vantaggio molto 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 grande. Nero ha giocato alfiere F6 comunque, e Petrosyan gioca torre C8, che qua in posizione nera è difficile perché se il nero gioca in questo modo, ora si può giocare anche F5 in modo da entrare con la donna qui, ora si minaccia la torre, si minaccia matto, per esempio si salva la torre matto. E qua dopo torre C8 il nero ha giocato torre di 7, e ora l'entrata decisiva, cavallo C5 punto esclamativo. Su torre per C8, cavallo per D7 vince, e scacco, poi si prende la torre. Il nero è disperato da scacco, il re prende, si poteva anche ritirare il re ma questa mossa va bene. Su torre per C8, cavallo per D7, scacco, poi cade anche la torre. Su torre D6, a questo punto il bianco vince. Come vince il bianco? Allora, il nero ha un pezzo indifeso, quale pezzo indifeso? La torre in D6 è in difesa, perché questa torre è inchiodata, quindi F5. Si attacca il... Ops, che scherzetto. Mi ha fatto il programma. Ok, F5. Si attacca la donna. In caso di E per F5, donna per F5, donna per D6. La torre è inchiodata, quindi cade la prima torre, poi cade la seconda. In caso di torre per C8, possiamo prendere in G6 subito vincendo. Dopo F5, il nero ha giocato torre D6 scacco. E dopo re A2, il nero ha abbandonato. Perché il nero ha abbandonato? Ma perché la posizione del nero è completamente persa. Che per esempio potrebbe seguire qualcosa come donna C7 o cavallo D7 scacco, il nero non regge. Per esempio su donna per F5 e per F5, non so, la semplice cavallo D7 scacco con attacco doppio. La torre è inchiodata, non può prendere perché c'è il re. E Petrosyan guadagnerebbe la torre vincendo. Quindi una partita bellissima, durata 57 mosse, ma il succo della questione è stata che in questa posizione dove parte tutte le manovre carine per arrivare fin qua, il bianco vuole attaccare il re nero, ma il suo re, che può essere in pericolo se alla di re si aprisse, la migrazione del re. Il sovrano che migra nell'ala di donna, e a questo punto c'è mano libera. Donna E2, G4 e il nero cade vittima del fuoco, il re nero cade vittima del fuoco incrociato dei pezzi nemici. Spero che questa partita vi piaccia, spero che abbiate potuto apprezzare appunto delle ricette appunto di Petrosyan, una delle sue idee che ha giocato spesso nel corso della sua carriera, e se questa idea vi è piaciuta vedremo altri video su temi simili. Grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!